Un caloroso benvenuto con l'appuntamento del quotidiano di informazione La Nazione Siciliana Notizie.Sicilia, le notizie dalla parte delle siciliane e dei siciliani. Falcone e Borsellino, simboli della Sicilia, i mafiosi nemici dell'isola e dei suoi abitanti. 29 anni fa, il 23 maggio del 1992, cadeva ucciso in un attentato Giovanni Falcone. Insieme a lui venivano uccisi la moglie Francesca Morvillo e 3 uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Meno di 2 mesi dopo veniva ucciso in un altro attentato Paolo Borsellino insieme alla sua scorta. Lo Stato non era riuscito a difendere alcuni dei suoi uomini migliori. Falcone in una sua famosa frase aveva sostenuto che si muore generalmente perché si è soli o perché si è entrati in un gioco troppo grande. Si muore spesso perché non si dispone delle necessarie alleanze, perché si è privi di sostegno. In Sicilia la mafia colpisce servitori dello Stato che lo Stato non è riuscito a proteggere. Ma quegli attentati hanno segnato una linea di demarcazione tra il prima e il dopo. Il forte cambiamento dell'opinione pubblica in Sicilia e una diversa presenza dello Stato ci consentono di affermare che la mafia fece allora 2 gravissimi errori che avrebbe pagato molto caro. La mafia in quegli anni aveva ancora in Sicilia un consenso non indifferente, che si è oggi fortemente ridotto fino a diventare limitato a zone e gruppi ristretti. Questo calo verticale del consenso mafioso e la consapevolezza antimafia acquisita dalla stragrande maggioranza dei siciliani sono in buona parte frutto del sacrificio di quegli uomini e di quelle donne che morirono nei 2 attentati. Generalmente vengono definiti eroi. Erano semplicemente persone normali che facevano fino in fondo il loro dovere, pur sapendo che questo comportava un grave rischio. Oggi possiamo dire che Falcone e Borsellino sono i veri simboli di una Sicilia che in questi 30 anni è molto cambiata. Falcone e Borsellino sono siciliani, i mafiosi invece hanno perso ogni diritto di definirsi tali e sono i veri nemici dell'isola e di tutti i suoi abitanti. La tesi di laurea di Giovanni Falcone è pubblicata da Treccani, volume curato da Gaetano Armao con l'introduzione di Marta Cartabia. L'istruzione probatoria nel diritto amministrativo, questo è il titolo della tesi di laurea di Giovanni Falcone nel 1961, pubblicata dalla casa editrice Treccani in coincidenza con l'anniversario dell'attentato, che uccise nel 92 il magistrato, la moglie e 3 agenti di scorta. Il volume è realizzato in collaborazione con l'Archivio Storico dell'Università degli Studi di Palermo e con un contributo della Federazione Siciliana delle Banche di Credito Cooperativo e curato da Gaetano Armao, docente di diritto amministrativo all'Università di Palermo e vicepresidente della Regione Siciliana, e all'introduzione del Ministro della Giustizia ed ex presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia. Insieme alla tesi di laurea vi sono scritti e contributi di Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone, del rettore dell'Università di Palermo Fabrizio Micari, del presidente della Corte d'Appello di Palermo Matteo Frasca, del professore di diritto amministrativo Guido Corso, di Giovanni Fiandaca, professore di diritto penale, di Salvatore Lupo, professore di storia contemporanea, e di Sebastiano Corso, già ricercatore della Fondazione Falcone. L'opera ha lo scopo non solo di celebrare il giudice ucciso dalla mafia, ma di evidenziarne lo spessore della cultura giuridica, della poliedricità della sua formazione e dell'impegno professionale. In sintesi mette in evidenza la cifra del giurista, passata spesso in secondo piano, rispetto al rilievo assunto dal giudice palermitano sul piano civile ed etico. Onoriamo la memoria di un giurista poliedrico e innovativo che sin dal primo scritto ha espresso il valore imprescindibile della prova processuale, riuscendo ad imprimere la svolta epocale ai processi della mafia. Lo ha dichiarato il curatore del volume Gaetano Armao, un'opera che intende sottolineare la cultura giuridica di Falcone e i suoi valori a 60 anni dalla laurea in giurisprudenza a Palermo e a 29 dall'attentato che ne interruppe l'opera. Un ringraziamento conclude Armao va a tutti coloro che hanno lavorato a questo progetto sul primo lavoro di un uomo che ha contribuito in modo indelebile a restituire dignità ai siciliani e allo Stato. 300.000 vaccini in Sicilia in una settimana. Procede con successo la campagna vaccinale. Nell'ultima settimana, da venerdì 14 a giovedì 20 maggio, nell'isola sono state effettuate 297.556 somministrazioni, di cui quasi 200.000 come prima dose. Un risultato che ha consentito di superare quindi di ben 35.000 il target assegnato alla regione siciliana dalla struttura commissariale nazionale guidata dal generale Figliuolo.
Si tratta di un risultato del quale la Sicilia può andare fiera in considerazione del successo che stanno avendo tutte le iniziative relative alle vaccinazioni, dalle prenotazioni irregolari agli Open Day, all'iniziativa Proteggi te e i tuoi nonni. La campagna in Sicilia è stata resa più difficoltosa dalla coincidenza di alcuni casi di reazioni avverse al vaccino AstraZeneca avvenute nell'isola, cosa che ha determinato una naturale, anche se immotivata, diffidenza. La Sicilia intanto ha ampiamente abbandonato l'ultima posizione per vaccinazioni tra le regioni italiane, con ovvio dispiacere dei quotidiani dispensatori di critiche, e ha avviato un'altra campagna vaccinale di notevole importanza riguardante la possibilità per gli studenti maturandi di vaccinarsi senza prenotazione a partire da mercoledì 26 maggio. Il mio ringraziamento, ha dichiarato il governatore siciliano Nello Musumeci, va a tutti gli operatori siciliani che continuano a lavorare incessantemente, in alcuni casi come a Palermo, giorno e notte, affinché sia più vicino il giorno in cui potremo dire di avere finalmente lasciato il Covid alle nostre spalle. Per un movimento nazionale siciliano contro minoritarismi e tentazioni isolazioniste. Gli autonomisti e gli indipendentisti siciliani sono famosi per la loro incapacità di costruire un progetto comune. La loro attitudine a dividersi anziché ad unirsi è universalmente riconosciuta. I gruppettari della sinistra degli anni 70 avevano una tendenza a scindersi che non era neanche lontanamente paragonabile a quella che hanno oggi alcuni gruppi dell'arcipelago sicilianista. Numerosi sono i movimenti formati dal leader e basta. La maggior parte di questi gruppetti sono riconoscibili dal minoritarismo delle parole d'ordine, dall'estremismo verbale e dall'incapacità di immaginare alleanze per ottenere risultati congeniali ai loro programmi. Un'altra caratteristica che ricorda la sinistra gruppettara dei tempi andati è la capacità di individuare il proprio nemico nel gruppo che ha le idee più simili, per cui più si è vicini, più si è nemici. Il guaio è che i gruppi presenti sul territorio e realmente rappresentativi hanno sempre pensato di unire prima di tutte le frange del sicilianismo e solo dopo procedere con un reale percorso politico. Occorre invece prendere atto che questa strada non è più percorribile, che i movimenti più rappresentativi devono mettersi insieme, stabilire le alleanze e senza alcuna tentazione isolazionista porre all'ordine del giorno un programma seriamente autonomista, avviando senza attendere oltre la fondazione di un movimento nazionale siciliano. Il 29 maggio molti gruppi dell'arcipelago sicilianista si incontrano ad Enna per un ulteriore tentativo di unificazione generale che tutti riconoscono come quasi impossibile. Quella sarà probabilmente l'ultima occasione. Oggi è tutto. Per l'informazione della nazione siciliana, notizie.sicilia, e appuntamento alla prossima edizione.